Barbiere ti fa bella, o vino ti fa wap e a femmina ti fa fess. Questo è il detto napoletano più famoso che riguarda i barbieri, insieme a un altro che dice i meglio sordi sono quelli che spinna ad un barbiere, perché perlomeno si vedono. Il barbiere segna gli eventi importanti della tua vita, ogni istante di felicità, il compleanno, la laurea, il matrimonio. Il barbiere custodisce i tuoi segreti, se ti tingi la barba, se ti tingi i capelli. Nessuno lo saprà mai, naturalmente. È come stare sulla sedia dello psicologo. Sapete, nella vita due cose non si cambiano mai. Una è la fede calcistica per il Napoli, naturalmente, e l'altra, ovviamente, è il barbiere. Nell'antica Pompei, nell'antica Ercolano, il barbiere era il tonsor. Infatti ancora oggi in italiano Achirg è la tonsura. Tagliava barba e capelli. Il rito della prima barba era il rito di iniziazione. Segnava il passaggio dall'adolescenza alla giovinezza. Era un rito sociale, bisognava radersi tutti. Solo i filosofi e i guerrieri erano esentati dal radersi. Infatti io tengo un po' che barba, faccio un po' o filosofo. E fino a pochissimi anni fa i barbieri napoletani utilizzavano ancora il rasoio, quello che si addolciva su una cintura di cuoio, perché il taglio doveva essere dolcissimo, e poi la barba e la schiuma da barba veniva, lo ricorderete, raccolta in una schedina del Totocalcio, che ho fatto fare un tuffo nel passato. Poi nel Medioevo i barbieri diventano chirurghi, diventano dentisti, facevano i salassi, mettevano le sanguisughe, e infatti a memoria ancora di questa fase storica c'è oggi il palo del barbiere, quel palo a spirale che rotea all'esterno di tutte le barberie. Bene, quel palo è il simbolo dei panni che venivano, i panni insanguinati, che venivano poi stesi all'aria per essere asciugati, lavati alla meno peggio e messi all'aria. Ecco perché il palo ancora oggi a strisce bianche e rosse ricorda quel periodo. In America c'è anche una striscia blu. Qualcuno attribuisce alla differenza fra sangue venoso e sangue arterioso, ma probabilmente in realtà c'è semplicemente il simbolo dei colori della bandiera americana. Nell'Ottocento poi i barbieri cominciano a darsi un'aria un po' più, insomma, di presenza, cominciano a chiamarsi salone. Sì, salone, vogliono nobilitare l'attività e per evocare gli eleganti saloni di conversazione della Francia dell'epoca, e ancora oggi molti barbieri sono salone. Vi siete mai chiesti perché i barbieri e i parrucchieri sono chiusi il lunedì? In realtà c'è anche una motivazione pratica, no? Perché il picco di lavoro ovviamente è nel fine settimana, ma c'è una leggenda fiorentina del Settecento. Un famoso barbiere ammazzò una prostituta, fu condannato a morte e fu impiccato un lunedì. Tutti i barbieri cittadini, per andare naturalmente a vedere l'impiccagione, tennero chiuse le barberie, ed è così che questa pratica, questa consuetudine è rimasta fin dal Settecento e continua ancora oggi. Il lunedì si è chiusi. In lingua napoletana i baffi sono i moustache, non degli sciasti mustacciel, dal francese moustache. La barba perfetta è la barba fatta a zizze pacchiane, quindi è perfetta come il seno di una florida campagnola. Il più famoso barbiere naturalmente della storia non è Nazareno, ma è Figaro, il protagonista del Barbiere di Siviglia, dell'opera di Rossini, ma anche delle Nozze di Figaro di Mozart. E tale il successo di queste due opere che ancora oggi il barbiere d'eccezione è un Figaro. Figaro qui, tutti lo vogliono, tutti lo cercano. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa, e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cantata villa.